È casata un'altra. Piccola spiegazione al precedente video. In tanti ci avete scritto, ci avete fatto delle domande a cui ci tengo a rispondere e lo farò con questo breve video. Intanto, che cos'è? È una Domus de Janas, quindi una sepoltura singola tipica della Sardegna del Neolitico. Perché finalmente? Perché questa Domus era censita in un libro che è stato pubblicato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, che è il censimento archeologico nel territorio del comune di Muravera di Roberto Leda, che indicava tre domus, ed in quella zona stiamo parlando di una zona di Muravera che noi conosciamo bene, ed è una di queste domus, infatti è facilmente raggiungibile, c'è un sentiero pulito ed è conosciuta. Le altre due invece non le avevamo mai trovate, perché nel libro dà delle indicazioni che sono un po' fuorvianti, quindi abbiamo sempre cercato in una posizione sbagliata. E dei giorni scorsi, per caso, perché stavamo cercando altro, ci siamo ritrovati di fronte a questa domus che stavamo cercando da tempo. E ci dite anche: pubblicate roba delicata, poi è pericoloso per chi aveva cattive intenzioni. Questo è un discorso che noi abbiamo sempre fatto, sempre affrontato anche con le istituzioni, perché noi collaboriamo a stretto contatto con tutte le istituzioni che si occupano appunto di valorizzazione dei siti archeologici, tra cui la Sovrintendenza dei Beni Archeologici, ed è un ragionamento che abbiamo sempre fatto. Quello che ne è risultato è che dare luce, dare visibilità e soprattutto agevolare la fruizione di questi siti potrebbe essere un deterrente per i malintenzionati. Grazie per tutto il sostegno che ci avete dato, per la visibilità che ci avete dato, e vi invitiamo a continuare a seguirci e a condividere i nostri contenuti se vi piacciono, e alla prossima.